Bentornati in diretta nella mattinata di Radio.0. Oggi ci occupiamo di un anniversario che ricorda insomma gli incendi del Carso dello scorso luglio, avvenuti prima in Slovenia, poi focolai nell'area del Valico e ancora le aree boschive tra Duino Aurisina, l'Isert, Doberdò del Lago, Iamiano, insomma un crudele passaggio di fuoco che aveva messo gravemente in difficoltà la comunità, con anche una morte, quella della volontaria della protezione civile Elena Loduca, ma aveva anche ferito profondamente questo territorio connotato da una rara e preziosa biodiversità che è appunto il Carso. Ed è proprio il Carso, e questo è il ricordo di questa tragedia che diventa protagonista appunto di un filmato, di un video firmato da Paolo Valerio per ricordare questi eventi a un anno proprio da questi devastanti incendi. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la direzione regionale del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano per i Friuli Venezia Giulia, ha quindi voluto presentare questo video intitolato Natura, io ti ringrazio, il mio Carso è duro e buono, che è un titolo che evoca appunto Zlataper, girato proprio sui luoghi incendiati dove la vita prova a rinascere, ed è un inno davvero alla bellezza, alla forza della natura, per contribuire alla sensibilizzazione proprio sui temi green e su quanto anche tutti i nostri atteggiamenti siano importanti. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, nella certezza che valorizzare e riportare all'attenzione questi eventi, ha deciso di ricordare questo evento con questo documentario, con questo breve video, di cui appunto parliamo in questo servizio, raccontandovi anche dove è possibile vederlo e appunto vivere e ricordare questi eventi, ma anche imparare per il futuro sul sito rossetti.it. Ma sentiamo il servizio e cosa ci hanno raccontato i protagonisti a questo proposito. Creare, grazie soprattutto alla collaborazione di una bravissima coreografa e danzatrice come Alice Locrinin e Giulio Ladini, che ha lavorato alle immagini e al montaggio, perché è importante ricordare. Allora io sono stato segnato, come tutte le persone lo scorso anno, da questo luglio terribile del 22 in cui abbiamo assistito alle immagini di questa tragedia del fuoco nel Carso, e abbiamo visto questo fumo che avanzava fino a Trieste, e sono stato toccato e ho pensato che l'arte in questo modo poteva essere coinvolta raccontando una rinascita. Quindi l'idea è di un progetto catartico dove ho scelto la danza come momento per raccontare questa comunione tra corpi belli e forti e statici come i corpi dei danzatori. Credo che l'empatia e la riflessione innescata dalle performance artistiche dei ballerini, ma anche del regista che hanno voluto proporre questo video, possano davvero essere un momento importante di promozione di un dibattito su questi fatti, proprio per non dimenticare che le azioni di tutti noi hanno delle conseguenze più o meno immediate su quello che è la gestione dell'ambiente e la sostenibilità ambientale appunto della presenza dell'uomo sul territorio, e anche la necessità di gestirlo al meglio. Abbiamo partecipato a questo progetto del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Rossetti con estremo piacere, perché va esattamente nelle linee di intenti del Fondo per l'Ambiente Italiano. L'anno scorso proprio qui in questa sala lanciavamo una campagna per sensibilizzare tutti a votare il nostro Carso nell'ambito dei luoghi del cuore, aiutando così a aumentare l'attenzione su un luogo che si era rivelato fragile oltre quanto noi lo immaginavamo, perché lo vedevamo così forte, fatto di roccia, fatto di natura. Un anno dopo i segni di quello che è accaduto a causa degli incendi non si vedono così chiaramente. L'uomo ha fatto tante cose e tutti noi magari abbiamo dimenticato, ecco. Questo ci serve a ricordare che le ferite ci sono ancora, che se uno cammina a piedi in quei luoghi vede
ancora alberi feriti, una natura che non ha potuto, anche volendo, anche con la sua forza, rinascere pienamente. Realmente insieme, noi eravamo insieme alla natura ha partecipato al nostro lavoro e è stata tutta una grande connessione che abbiamo voluto trasmettere con la danza e spiritualmente spero e speriamo, io insieme ai danzatori Arianna Silvestri, Vito Colangelo e Giulia Penco, di essere riusciti a trasmettere.